Salvaguardare la vocazione industriale di Porto Marghera, mantenere e migliorare la chimica con processi produttivi non inquinanti e attrarre nuovi investitori che potranno contare anche sul valore aggiunto della logistica. Il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, non ha dubbi, niente guerre tra fabbriche e autorità portuale. La formula vincente anzi è proprio questa, industria e servizi logistici. Perché uno dei tesori di Marghera è la presenza dell'acqua e del porto, l'altro è la professionalità delle migliaia di operai specializzati. La grande professionalità che c'è nei lavoratori di Marghera, di Porto Marghera, una professionalità che è difficilmente reperibile in qualsiasi altro posto d'Italia. Di questo ne abbiamo molteplici dimostrazioni anche da parte di aziende che già operano a Marghera e di aziende che si sono ricollocate nei tempi recenti a Porto Marghera proprio perché sapevano che trovavano delle professionalità molto forti. È proprio dalla chimica che è partita questa grande cultura del lavoro che c'è a Marghera, a Porto Marghera e che, ripeto, è una grande ricchezza per tutto il territorio. I sindacati dunque non temano, assicura Cafarsetti, la logistica non sostituirà né la chimica né la meccanica. A paventare la fine dell'industria a Marghera erano state le 3 maggiori sigle sindacali che in un durissimo comunicato accusavano il comune di dare un ruolo all'autorità portuale sia sulla pianificazione urbanistica e destinazione d'uso delle aree, sia sui processi autorizzativi per le aziende che a Marghera vorrebbero insediarsi. Non è così, nel senso che c'è una legge dello Stato che dice che laddove ci sono autorità portuali, il comune e l'autorità portuale insieme devono pianificare il piano regolatore portuale. Il porto quindi ha voce in capitolo subordinatamente al comune. La logistica industriale è una parte essenziale del funzionamento di Porto Marghera, che non a caso si chiama Porto Marghera, è un elemento importantissimo di sviluppo dell'area, ma non per sostituire attività industriali con attività commerciali. È nella direzione del rilancio dunque che va letta la delibera approvata dalla Giunta Comunale sullo sviluppo e la riconversione industriale di Porto Marghera, un documento che anzitutto istituisce un'unità operativa interna per semplificare e velocizzare le procedure e poi stabilisce che la regia delle operazioni di riconversione delle aree dismesse debba essere dell'amministrazione comunale. Questo non c'è il minimo dubbio perché l'ente esponenziale degli interessi del territorio è il comune e il comune deve avere questa regia. Per questo nel documento si legge la volontà di definire delle procedure per la bonifica che possano essere gestite dal comune. Il nodo infatti sta proprio qua, per il momento questa è materia di competenza del Ministero dell'Ambiente. Il tappo delle bonifiche è un problema serio sul quale stiamo lavorando per tentare di recuperare al Comune, in quanto primo gestore del proprio territorio, primo attore nel governo del territorio, le competenze necessarie per poter gestire a tutto tondo le riconversioni delle aree dismesse. Che sono estese, circa il 70% su un totale di 2.200 ettari. La partita dunque si gioca sul filo del rasoio e la sfida è riuscire a modificare in tempi brevi l'iter procedurale delle bonifiche, in modo da facilitare l'ingresso degli investitori interessati e assicurare una ricollocazione ai lavoratori che oggi hanno perso il posto. Un esempio? I 250 operai della Montefibre. Alcuni di loro, tra l'altro, avrebbero dovuto essere assunti dall'autorità portuale, ma per motivi contrattuali e burocratici sono ancora in attesa. La vicenda Montefibre, dal mio punto di vista, va gestita assolutamente nel brevissimo periodo, richiedendo l'estensione degli ammortizzatori sociali, e questo l'ha fatto già il porto, lo farà anche il comune. Nel futuro sicuramente che la possibilità, insomma, che l'avvio di avventura, appunto, che l'autorità portuale sta predisponendo coinvolgano gli operatori e i lavoratori che rimarranno disoccupati. Insomma, questo per Marghera potrebbe essere l'inizio della svolta, non la fine del libro, ma le prime battute di un nuovo capitolo. Io dico agli imprenditori che vogliono venire in questo territorio che troveranno da parte del Comune una grande disponibilità a facilitare tutte le procedure, e con queste delibere abbiamo avviato un percorso nuovo e che troverà delle grandi professionalità in questo territorio.